Buongiorno a tutti, Buongiorno. eccoci qua di nuovo in quel di San Vito, pronti per una grande diretta anche questa volta. C'erano molte persone che stavano aspettando questo momento perché abbiamo Max scatenatissimo, l'aveva detto, perché dobbiamo doverosamente, non avendo fatto la diretta giovedì, anche perché onestamente sarebbe stato parecchio difficile visto quello che è successo, Max è scatenato perché appunto lui aveva predetto quello che purtroppo è capitato, verificato. Dispiace perché naturalmente però sei un po' inzaghiano quando dici dispiace. Dispiace. No, naturalmente devo dire questo, io l'avevo detto perché non puoi giocare senza attaccanti. Noi abbiamo vinto un europeo senza attaccanti, non avevamo nulla e siamo riusciti a vincerlo. Forse c'era Chiesa che teneva sulla baracca, ecco, lui era l'unico assente. assente contro la Macedonia. Adesso toccherà mangiarla spesso questa Macedonia benedetta, e fa bene d'altronde, però voglio dire, non puoi, e mi dispiace, qua qualcuno non sarà dalla mia parte, che non puoi non chiamare l'unico attaccante che poteva forse salvarci da questa disfatta. Pensavo dicessi salvarci ma vabbè, comunque ci saluta David, assente, giustificato o ingiustificato fino a un certo punto. Ecco, intanto voglio dire, quindi Balotelli secondo me doveva essere l'unico in grado di potersi, qualcuno strizzerà gli occhi, tutto quello che volete, però bisogna dire la verità, non avevamo Immobile, non la buttava dentro neanche se a porta vuota. Difatti anche Berardi a porta vuota mi pare che non sia riuscito a fare granché. Dispiace, l'avevo predetto, perché non puoi ridurti ad arrivare agli spareggi, non ti puoi ridurre. Abbiamo sbagliato contro la Svizzera e mi dispiace dirlo, è lì che abbiamo noi poi perso il nostro cammino verso il mondiale. Ho sentito dire qualcuno che parla di ripescaggio, mi viene da ridere. Sì, è un'ipotesi, diciamolo subito, improbabile. Dispiace dirlo, però in questo momento non mi sento di essere a favore di Mancini, perché secondo me ha sbagliato completamente tutto, non solo i giocatori ma anche lui. Quindi io fossi Mancini mi dimetterei, ma siccome con tutte i contratti, le pance piene, non si dimetterà mai, quindi bisognerà aspettare, ma la vedo difficile, perché anche il presidente della federazione, quello che è, insomma, non ammetterà mai di aver sbagliato anche lui, quindi una serie di cose che ci porteranno poi, che potrebbe esserci dei grossi cambiamenti per poter poi cambiare anche l'allenatore. Si parla di Cannavaro, il possibile sostituto se eventualmente dovesse essere. Cannavaro commissario tecnico, con Marcello Lippi che ci aveva portato al trionfo nei mondiali del 2006 come direttore tecnico. Ecco, tutto da vedere. Nel frattempo salutiamo quelli che sono collegati con noi, vedo molte persone, tra cui anche Tony, che salutiamo, pronto per i pronostici del prossimo weekend, perché ovviamente riparte la Serie A. Certo. E salutiamo ovviamente Fabio dal Canada peraltro, che sarà, grande Fabio, e qui lo dico e non lo nego, che sarà la squadra che tiferò i mondiali. Ovviamente toccatevi, amici canadesi, perché ovviamente hanno la partita di qualificazione domani notte in Italia contro la Giamaica, speriamo vincano e stacchino il biglietto per i mondiali del Qatar. Nel frattempo e poi Tony, salutiamo anche David, il grande David, ovviamente, che scrive: non può dimettersi anche se sono d'accordo con te per una volta. Ecco, quindi c'è questo. Salutiamo Andrea Galli, ci salutiamo, che ho visto ieri sera. Esatto, che ci segue sempre, quindi lo ringraziamo, e non solo lui ma tutti quelli che ci seguono, naturalmente, quei pochi ma buoni. Dicevo, grande Matteo, lo salutiamo anche a lui, che si è appena collegato. Guarda che c'è Tony che vuole sapere dove siamo. Facciamo dopo una rapida panoramica. Siamo vicino all'edicola del nostro amico Federico, che come al solito ci illustra i principali quotidiani, per quello che siamo così esperti, no? Leggiamo, ci documentiamo, esatto. Un po' alla vecchia maniera con la carta, no? Sebbene sia un po' retro. Bene, adesso passiamo a che cosa? È la Formula 1, perché ragazzi stiamo vivendo una nuova era, probabilmente, è ancora presto per cantare vittoria, lo dicevamo domenica scorsa, quando la Ferrari aveva fatto doppietta, motore F399, esatto. E quindi c'è per un pelo Perez della Red Bull, 25 millesimi di vantaggio su Leclerc, che continua con il suo momento di forma. Terzo comunque abbiamo Sainz, che nelle Q1 e Q2 aveva fatto bene,
purtroppo ha dei problemi di gomma, con la gomma nuova non performa la Ferrari, almeno quella di Sainz. Certo. Quarto Verstappen, ma c'è Ma da segnalare la sorpresa, sorpresa. Hamilton, Innanzitutto, che parte sedicesimo, no? Hamilton sedicesimo, eliminato in Q1, ma soprattutto buone notizie sono arrivate da Schumacher, che ha fatto un devastante incidente contro il muro nella Q2, che è stata sospesa per lungo tempo, e comunque Mick sta bene, il figlio Questo di Michael. comunque dimostra che siamo migliorati, no? Sono molto migliorati con le protezioni, quindi anche gli incidenti possono alla fine risultare, insomma, meno pericolosi di quello che possono sembrare dal vivo, ecco. Per cui siamo ben contenti e salutiamo per Pier Claudio, grande allievo di tennis, e lo saluto volentieri. Detto questo, passiamo tennis, paletta. Si passa qua, al tennis. Il tennis qua esperto ce l'abbiamo qua. Esperto fino a un certo punto. Abbiamo naturalmente i due in gara ancora che sono rimasti a Miami. Torneo di Miami. Miami in America. Abbiamo Berrettini ormai si è eliminato. Berrettini aveva male alla mano, allora il che è un po' abbastanza non vorrei dire, però voglio dire, è più interessante. Non da racchetta, lui va a forse? vedersi il basket NBA, è più interessato a quello. Okay. No, io pensavo un'altra cosa, che sono malizioso. Vabbè. Ma però voglio dire questo, che Berrettini ormai, lo ripeto, lo ribadisco, è più interessato ad andare alle serate, perché appena ha un dolorino non gioca. O mi scorreggio e allora sai com'è. Va bene, detto questo. Scoraggio. Esatto. Abbiamo Fognini contro Kyrgios, e credo che qua parte l'australiano parte favorito, però Fognini è veramente in forma strepitosa, per cui 1x2 vorrei mettere, no? Terzo set. E terzo set. E poi abbiamo Carreño Busta contro il nostro Sinner, e lì direi che il nostro Sinner parte favorito, anche se ultimamente ha fatto un po' fatichella, perché anche lì l'ultima partita terzo set, insomma, sta riprendendo contro un po' il di forma. finlandese, mi pare. Sì, sta prendendo un po' la forma. Da segnalare che appunto Kyrgios ha battuto Rublev, no? Quindi numero 6 del mondo, è ottimo risultato, perché Rublev veniva da tantissimi risultati positivi. Medvedev ha battuto Murray, quindi insomma io ho già dato il mio pronostico a qualcun altro, insomma nei tempi ho detto che Medvedev è il favorito principale per vincere questo torneo. Che tra l'altro Medvedev, se dovesse raggiungere la semifinale, sarebbe di nuovo al comando della classifica generale, però insomma, come abbiamo detto spesso e volentieri con Max, attualmente secondo noi il numero uno è Nadal, purtroppo della però stagione 2022. Adesso vedremo, perché dopo questo infortunio che lo terrà lontano dai campi per un mese e mezzo, vedremo cosa succede. Certamente è un po' un peccato, perché si era ripreso bene. Eccolo qua il signor Tony che arriva. Eccolo lì, guardalo lei, lo vedete, qua, lo vedete, eccolo qua Tony, in diretta, una voce fuori dal coro. Adesso poi abbiamo subito, sì, si passa dal tennis, passiamo a che cosa? Dal tennis c'è il basket, perché anche la pallacanestro fa parte del gioco, e vi ricordiamo che ci saranno in settimana l'Eurolega eccetera, ma la Virtus Bologna e Armani Milano è il personaggio perché fa salire il contatore. Certo, il contatore sa. Comunque ieri il campionato italiano ha vinto sia la Virtus Bologna che l'Armani Milano, ma c'è anche la parentesi calcio 5, non si gioca perché ci sono le final della Coppa Italia di Serie B, dove il Pordenone sarà impegnato contro l'Itria, formazione pugliese, da giovedì 31 marzo. Questo è l'appuntamento, salutiamo tutti. Ovviamente, se non abbiamo altro da aggiungere, credo che siano stati veloci ed indolori soprattutto. Quella di Berrettini non te l'aspettavi, No, non me l'aspettavo. Bene ragazzi, buon pronostico su Italia-Turchia? Italia che? Italia è calcio minore, perché si gioca martedì tra l'altro, quindi sarà Guarda, io penso, non so chi la segue, non vorrei essere cattivo, intanto hanno liberato Immobile, hanno liberato questo, li ha liberati, liberateli. Non aveva voglia. Se vi ricordate una canzone di Biagio Antonacci, liberateli, veramente, liberateli in questo caso, esatto. liberateli proprio. Il capo espiatorio, è stato il capo espiatorio, perché tutti saranno venuti con Immobile. No, ma non è mai segnato in nazionale. Esatto, non è per cattiveria, no, ha fatto un gol, voglio dire, però non è per cattiveria, ma abbiamo giocato senza attaccanti, non sia agli europei. Non abbiamo un Lukaku esattamente. Sono d'accordo con te. Purtroppo questa settimana non credo ci sarà Sportismo Calcio Show, anche perché riprendiamo con calma la prossima. Sì, giustamente, vedremo però... un po'. Non si sa mai, magari un qualcosa. Neanche l'ho detto e subito Davide, ragazzi, ci vediamo lunedì sera. Non c'è lunedì sera, perché dobbiamo parlare del campionato quando torna. Tiki Taka mica lo fanno. Prego, scusa Tony. C'è Juventus Inter. C'è Juventus Inter. Vedremo. Questa è la fine definitiva dell'Inter. Può essere. Attenzione, te l'ha tirata.
qua. Ma comunque, vabbè, dai, ne parleremo a tempo debito. Certamente. Sportissimo Live Caffè vi saluta. Un saluto a tutti. Anche ragazzi. Tony, vieni qua a salutare. Mingo, il nostro, esatto, il Mingo della situazione, soprattutto quando ci mandava i video della Ternana. Che sta facendo un gran campionato. Devo dire una cosa, Davide, ci manchi, perché come faccio? Chi devo sfottere? Se non ci sei tu non posso sfottere nessuno. Adesso vado i nomi in Umbria, vi posso mandare i nomi in Umbria. Esatto, vedi, tienici aggiornato sulla Ternana. Inviato speciale. Te posti lo zio che mi devo organizzare. Va bene. Bene, buona domenica, buona Formula 1, ore 19 da Mi Jeddah. raccomando, chi la può vedere, io no, però esatto, va bene, arrivederci a qualcuno tutto. la guarderà. Buona giornata a tutti e a presto. Allora ragazzi, che mi raccontate? Va bene? Benissimo. Vi divertite?